Buongiorno a tutti cari amici, guardiamo oggi alcune partite del maestro tedesco Diemer Emil Joseph, partite del 1948. Diemer è colui che ha perfezionato il gambetto Blackmar Diemer e vedremo le sue partite del suo match contro Locher Klaus e contro Porz, tutte giocate nel 1948, per vedere la forza di questo gambetto inventato, meglio perfezionato dal gambetto tedesco, dal maestro tedesco. Non è stato inventato da lui perché già nel 1800 veniva giocato. Non dimentichiamoci che Steinitz aveva perso contro questo gambetto. D4, D5 e 4, D per E4, cavallo C3. Meglio iniziare con cavallo C3 piuttosto che con F3. Cavallo C3, cavallo F6. Notiamo che anche chi gioca cavallo F6 contro D4 è obbligato a conoscere questo gambetto, perché il bianco può giocare cavallo C3, il nero deve giocare D5, allorché il bianco può giocare E4, trasponendo nel gambetto. Qui in questa posizione Diemer gioca F3 e per F3 e qua gioca donna per F3, The Walker Gambit. Si sacrifica un altro pedone. In futuro Diemer farà una transizione a cavallo per F3, accontentandosi di aver sacrificato un solo pedone, continuando lo sviluppo, no? Perché c'è la colonna F aperta. Donna per F3, il nero prende il secondo pedone, Locher vuole confutare il gambetto, alfiere E3, attaccando la donna nera. Ecco, a questo punto donna B4, attaccando B2 e arocco lungo, senza paura dell'infilata. Allora, diciamo che l'infilata è la trappola di Halosar, che già conosciamo da un video precedente. Sappiamo che alfiere G4 perde perché il bianco gioca cavallo B5 minacciando matto, e per esempio su una difesa di questo pedone, per esempio con cavallo A6 si può catturare in B7 e la posizione nera collassa letteralmente, e su E6 cavallo per C7, re 7, c'è donna per B7 deviando la donna nera, perché su donna per B7 alfiere C5 matto. So che l'ho spiegato velocemente, ma rimando al video sulla trappola di Halosar che potete trovare su questo canale per chi vuole vedersi con calma questo trucco su alfiere G4. Allora il nero qua gioca E6 senza essere ingordo, il nero vuole arroccare corto. Ecco, e qui Diemer gioca cavallo B5 continuando l'attacco. Nero gioca donna A5 difendendo C7 perché la presa in C7 sarebbe devastante. A3. A questo punto l'obiettivo cambia. L'obiettivo, perché A3? Nero gioca cavallo A6 per iperproteggere questo pedone. Diciamo che magari su alfiere 7 nero ha paura di B4, attaccando la donna, e se la donna si muove, poi cavallo per C7 con attacco doppio. Questo è ciò che faceva paura al nero. Il bianco si sta indebolendo l'arrocco, ma sta per guadagnare tantissimo materiale. Nero ha giocato cavallo A6, il bianco continua con B4. È vero che il bianco indebolisce il suo arrocco, ma ora la donna non ha tanta mobilità. Ora alfiere D4, minacciando forse alfiere per F6 e donna per F6. Su alfiere per G per donna per F6, per esempio se il nero gioca una mossa qualunque, so, torre B8, alfiere per F6, G per F6, donna per F6 darebbe al bianco la doppia minaccia di torre D8 matte, donna per H8. Nero ha giocato alfiere E7, il bianco ha giocato alfiere B2. Fortissima alfiere B2, perché ora c'è una piccola minaccia. Il nero ha arroccato, il bianco continua con il suo sviluppo, e il nero cade nella trappola. Il nero non ce la fa più, questo cavallo è forte, che immobilizza questo cavallo, perché se questo cavallo si muove cade C7. Allora che il nero gioca C6, ed ecco che non è tanto il re nero essere nei guai, ma la donna nera è stata circondata da tutti i pezzi bianchi. Cavallo C3 e il nero abbandona. Davvero difficile, quindi la donna, scacco matto alla donna, il nero si trova di fronte a ingenti perdite di materiale e decide di non prolungare la sofferenza. Andiamo adesso la prossima partita di Diemer. Questa partita, che è terminata con un matto, vi faccio vedere già la posizione finale di matto, di 4, di 5 e 4.
cavallo F6, F3, e per F3 donna per F3, The Walker's Gambit di nuovo, donna per D4, alfiere 3, attaccando la donna, donna B4, attaccando B2, arrocco lungo. Nuovamente Locher Klaus in questa partita sa che non può giocare alfiere G4 per la trappola di Halosar, non gioca E6 con cui ha perso la partita precedente, ma prova cavallo C6. Ebbene, di nuovo l'attacco contro C7. A questo punto donna A5. A questo punto, dopo donna A5, A3 era di nuovo interessante per deviare la donna, ma con un'idea molto, molto interessante di Emer. Donna F2. Donna F2 è una mossa interessantissima. Qual è l'idea? Il nero continua lo sviluppo e ora donna E1. Si propone il cambio delle donne. Si propone il cambio delle donne con dei pedoni in meno, ma qual è l'idea di tutto questo? L'idea di tutto questo è che su donna per E1 noi non ricatturiamo la donna, noi giochiamo cavallo per C7 e su re E7 unica alfiere C5, scacco matto. Il nero perde la partita, devastante. Anche se il nero si sviluppa, noi cambiamo la donna, poi prendiamo in C7, con attacco doppio il bianco vince. Dopo donna E1 allora il nero gioca alfiere B4, il bianco gioca C3, donna per A2 gioca il nero. Perché donna per A2? Per cercare controgioco, ma ormai perde un alfiere, che per esempio se l'alfiere si sposta, per esempio se l'alfiere torna in E7, c'è il rischio che il bianco comunque giochi B4, non ci sono scacchi, e su donna per A2 cavallo per C7, questo probabilmente era ciò che il nero voleva evitare. Sei alla ricerca di una scacchiera in legno professionale? Vienici a trovare su mattoscacco.com, scoprirai le nostre scacchiere artigianali da torneo. Dopo C3, nero gioca donna per A2 e ora C per B4. C per B4, a questo punto si può giocare, c'è un pezzo in più, si può giocare cavallo per C7, si può riportare il cavallo in difesa, il nero non ha nulla, un pezzo in meno, quindi il nero prova a creare degli attacchi, il nero prova appunto a contrattaccare, ma ora cavallo per C7. L'attacco del bianco è decisivo, re 7, alfiere C5 matto. Su re F8 il bianco avrebbe vinto con alfiere C5, re G8, ora si può catturare il cavallo, si può anche giocare torre D8, no? Con guadagni di materiale immensi. Abbiamo la prossima partita. Sta partita, ecco, questa è la posizione finale della prossima partita. Provate a registrare mentalmente questa posizione che vi aiuterà per vedere per trovare la combinazione finale. D4, D5 e 4, D per E4, sempre contro Locher sta giocando Diemer. Allora F6, F3, per F3, donna per F3, The Walker's Gambit, donna G4, alfiere 3. A questo punto il nero non vuole più giocare donna B4 e prova a effettuare il cambio delle donne. Donna F2. A questo punto, donna G4 un po' meglio, ma non è la mossa migliore in assoluto. Viene spiegata nel corso con tutti i dettagli, perché il nero in realtà sta meglio se il nero sa tutto. Ecco, donna F2. Qua C6 che non è granché. C'era una mossa migliore di C6. Il bianco continua con cavallo F3, cavallo D7, arrocco lungo. A questo punto il bianco ha terminato lo sviluppo. Nero gioca E6. Ecco, notiamo che perché C6? Per evitare questo salto del cavallo che tanti grattacapi, tanti fastidi ha dato il nero in precedenza. C6 vuole risolvere il problema alla radice, ma nel frattempo il bianco si sviluppa. Il nero vuole arroccare corto, il bianco gioca A3 per evitare alfiere B4, forse non serviva questa mossa. Alfiere 7, alfiere D3. Arrocco, ora il nero ha un pedone in più ma tutti i pezzi passivi. Il bianco lancia l'attacco. H3, donna H5, non c'erano caselli lungo la traversa, la donna non poteva muoversi appunto a sinistra. Donna H5, G4, continuando le spinte pedonali. Donna A5, donna H4. A questo punto tutti i pezzi sono in attacco, si minaccia G5 attaccando il difensore di H7. Per esempio se il nero prova a creare un contrattacco tardivo,
G5, il bianco già guadagna minimo un pezzo perché si attacca il cavallo, se tale cavallo si sposta il nero prende matto. Nero ha giocato G6, cavallo G5, ora c'è pressione contro H7. Un'idea potrebbe essere fare pressione su questo cavallo, per esempio se nero gioca B5, non so, cavallo E4, si fa pressione, su cavallo per E4 c'è matto, su, non so, se nero ignora tutto, bianco potrebbe giocare una torre in F1, questa torre anche, se nero continua a fare una mossa qualunque, cavallo per F6, ora su alfiere per F6 si dà matto subito, su cavallo per F6 eliminazione del difensore seguita dal matto. Anche se nero avesse spostato la torre, per esempio in D8, diciamo che sarebbe seguita sempre torre per F6 e su alfiere per F6 sempre donna per H7 seguita dal matto e il bianco vince. Quindi, tornando un pochino indietro, dopo cavallo G5, in previsione dell'eliminazione del difensore di H7, nero gioca re G7, cavallo E4 e torre H8 in modo da difendere H7. Ma ora, ecco, non so se vi ricordate la posizione di prima, ora il bianco gioca una combinazione da 3 punti esclamativi. Donna H6, 3 punti esclamativi. Una mossa pazzesca. Il nero non riesce a spingere il pedone H. Ora il nero potrebbe tornare in G8 e poi perdere lentamente, perché con il re in G8 il bianco ha la libertà totale, per esempio, di raddoppiare sulla colonna e poi di andare a dare matto su cavallo per E4. Seguirebbe, non so, torre per F7 con minacce di matto imparabili. Su alfiere F8 attaccando la donna si può prendere. Allora per F8 cavallo per E4 e di nuovo le minacce di matto del bianco, il cavallo che torna, sono imparabili. Questa torre non fa nulla, il cavallo nemmeno, cioè proprio accumulando i pezzi il bianco darà matti a non finire. Basta un matto per vincere. Quindi il nero accetta la donna e ora cavallo per E6, 2 punti esclamativi, attacco di scoperta. Il re non ha caselle dove non ha ritirate. Su donna G5 c'è matto. Nero ha giocato G5, ecco qua ricordiamoci la posizione finale. Cavallo per G5. E il nero abbandona. Perché il nero abbandona? Perché a questo punto è imparabile la scoperta cavallo per F7. Matto. Se il nero gioca una mossa qualunque, B5, cavallo per F7 scoperta, matto. Su F per E6 bianco gioca cavallo per E6 scoperta, bisogna parare lo scacco di donna e si dà matto. Un matto spettacolare che fa vedere la forza di questo gambetto, la pericolosità del gambetto Blackmar-Diemer. Vediamo adesso un'altra partita di Diemer dove vediamo che nel mediogioco c'è questa promettente posizione d'attacco dove il bianco qua ha una combinazione decisiva. Qua, se vuoi, pensaci mentre ti faccio vedere la partita. Il bianco registra questa posizione mentalmente o mettila su una scacchiera e pensaci mentre ti faccio vedere la partita, se vuoi. Se no, se ti vuoi rilassare senza guarda la partita dall'inizio e poi vediamo la posizione, perché non è necessario, il lavoro l'ha già fatto Diemer, non dobbiamo calcolare noi. Però come allenamento per le nostre partite va bene calcolare come il bianco muove e vince qui. D4, D5 e 4, D per E4, sempre contro Locher siamo. La penultima partita del match contro Locher dove è stato giocato questo gambetto. Cavallo C3, meglio di F3, cavallo F6, F3. E per F3, donna per F3, sempre The Walker's Gambit. Donna per D4, alfiere 3. Ora di nuovo donna G4, donna F2. Ora, era stata precedentemente provata C6, ora E6. Non ha funzionato, C6 non sta funzionando nulla, Diemer sta vincendo con tutto, quindi E6. A3, impedendo alfiere B4. Cavallo E4. Il nero semplifica, ma semplifichi sui pezzi sviluppati. Cavallo per, donna per, alfiere di 3, attaccando la donna. Il bianco ha un vantaggio di sviluppo immenso in cambio dei due pedoni. Donna E5, arrocco lungo. Si difende B2 e si continua con lo sviluppo. C6, cavallo F3. Donna H5, G4. Si sacrifica il terzo pedone. A questo punto, donna per G4. Ora, forse ancora più forte era attivare le torri. Però, il bianco gioca cavallo G5, che anche questa mossa va bene. Donna H5. Difendendo F7, alfiere B5. Ora il nero sbaglia, forse doveva svilupparsi, gioca A6, arriviamo alla posizione della combinazione, qua Diemer vince con
cavallo per F7, 2 punti esclamativi. Si minaccia la torre, ovvero che se il nero prova a svilupparsi, in qualche modo cade la torre e il bianco vince. Se la torre si muove, torre di 8 pone fine alla partita, alfiere C5, il nero deve dare la donna e perde. Il nero gioca donna per F7, allorché torre di 8, 2 punti esclamativi, il re è sovraccarico, il re difende la donna, deviazione del re, donna per F7 e qua il bianco perde, torre di 1, alfiere G5 arrivano, la posizione è finita. Alfiere 7 per esempio non salva, torre di 1, alfiere di 7, ora non so, donna per E6 per dire, l'alfiere inchiodato, il bianco alla lunga o anche alla corta vince. Per esempio una bella combinazione che viene in mente potrebbe essere alfiere di 6, evitando il matto, ora torre per D6, 2 punti esclamativi, C per D6, alfiere B6 scacco, re C8 e donna per D6. E non si può evitare il matto in C7 se non sacrificando la torre e poi ci sarà comunque matto guadagni, o ingenti guadagni di materiale in breve. Quindi bellissima partita. Diciamo che il nero in realtà non ha preso la torre, ha giocato re 7, ma il suo destino non cambia. Ora unica mossa legale donna F6 e si abbandona perché il bianco guadagna la donna, poi può spostare la torre, o può giocare torre F1 continuando l'attacco perché su re per D8 poi cade questa torre e il bianco vince. Ultima partita di Diemer, ancora questo gambetto che era iniziato così. Cavallo C6, il nero a questo punto ha paura di prendere il secondo pedone, cosa che se invece studierai il corso sui gambetti potrai prenderti il secondo pedone e vincere, perché il nero ha un vantaggio immenso se sa cosa fare. Qua siamo nel 1948, questo gambetto è pericolosissimo, ma oggi sappiamo come confutarlo. Quindi il nero gioca cavallo C6, alfiere B5, alfiere D7, perché si minacciava alfiere per C6 che era fastidiosa, cavallo E2 difendendo D4, E6 per sviluppare l'alfiere, A3. Nel suo stile Diemer ha sempre paura di alfiere B4, A6, ora ovviamente si tiene l'alfiere, non si cambia perché poi il nero attiva il suo alfiere e la cosa non ci piace, alfiere D3, alfiere E7, il bianco gioca alfiere 3, per continuare magari con arrocco corto, arrocco lungo, e ora inizierà il pawn storm, l'attacco pedonale nell'ala di re, alfiere G5 e ora H4. Ora forse bisogna prendere in E3 ma poi l'attacco continua, il nero preferisce prendere un altro pedone perché sa che è meglio morire a pancia piena, ma comunque la sconfitta è inevitabile. Ora combinazione da 2 punti esclamativi, torre per H4, donna per H4, torre H1, torre H1 minaccia la donna e poi minaccia di prendere in H7, se si perde la donna si perde, su donna per H1, donna per H1 il bianco ha alfiere e donna per 2 torri, ovvero che ha un pezzo in più, il nero sposta la donna e perde, alfiere per H7, re H8, alfiere G6, re G8 e ora il bianco gioca una combinazione che fa abbandonare il nero. La torre in H7 non dà matto, la donna in H7 si dà matto, come si porta la donna in H7 con tempo? Torre H8, 2 punti esclamativi, attrazione, adescamento, da re in H8, dopodiché donna H3 o donna H1, ora re G8, donna H7, matto. Un massacro, Locher sarà rimasto traumatizzato. Guardiamo adesso Diemer contro Porz. Questa è la posizione finale dove Diemer ha matto in una con alfiere G7. Una posizione accattivante. Vediamo come ci siamo arrivati. D4, D5 e 4. Il gambetto Blackmar Diemer. D per E4, cavallo C3. Cavallo F6. F3. A questo punto il nero preferisce non prendere e gioca alfiere F5. F per, cavallo per, donna F3, attaccando l'alfiere, attaccando il cavallo. Il nero cambia i pezzi, ma ora c'è l'alfiere, c'è il pedone in B7 sotto attacco. L'alfiere torna indietro, forse non è la più precisa, alfiere C4 e 6, a questo punto bisogna sviluppare il cavallo, in E2 non si può, quindi eccezione, cavallo ai bordi della scacchiera, ma perché poi potrà andare in G5, perché F3 è già occupata dalla donna. Alfiere E7, cavallo a arrocco corto,
Ora cavallo F4. Si poteva forse anche giocare donna H5, donna G4, altre mosse. Cavallo F4 va bene, C6, cavallo H5, accumulando pezzi. Poi si giocherà donna G4, cavallo D7, donna G4, tutti i pezzi all'attacco. Su alfiere per F6, torre per F6, 2 punti esclamativi. Donna per F6 perde la donna, con vantaggio di materiale decisivo del bianco. Su cavallo per F6, nulla, difende più G7, scacco matto. Eliminazione del difensore. G6, alfiere H6, un altro pezzo in attacco, torre 8. E qua inizia la combinazione da 2 punti esclamativi. Penso che probabilmente si vince anche con torre per F7. Ma ancora più bella, più elegante, vediamo tutta la forza del Black Mardimer Gambit. Qua la colonna F, le diagonali, l'alfiere in C8 passivo che non interviene nella difesa, questi pezzi. Donna per E6, 2 punti esclamativi. Ora si vuole giocare donna per F7. La posizione nera collassa. Nero prende la donna, ma dopo alfiere per E6, re H8, alfiere G7 matto. Nero perde. Penso che il nero abbia giocato quindi cavallo E5. Il bianco avrebbe potuto vincere catturando il cavallo, ma donna per. Gioca lo stesso tipo di combinazione. L'alfiere, il re non può scappare in F8. E matto. Vediamo adesso l'ultima partita. Ecco, questo matto si chiama matto di Baden. Questo è il matto dato da Dimmer in solo 13 mosse. Matto di Baden, matto di Beden, non mi ricordo. Vediamo, D4, D5, 4, F3. E per donna per F3 ancora, The Walker's Gambit. Cavallo per F3 è meglio, ma anche cavallo per F3 sarà trattata minuziosamente nel corso. È che diciamo che il bianco ha delle idee di giocare alfiere C4, per esempio in alcune partite. Penso che nella partita di Duras avevamo visto cavallo per F3, che il nero aveva giocato in questo modo, il bianco ha giocato alfiere D3, il nero aveva giocato in questo modo che non è granché, no? Il bianco aveva creato un attacco devastante, poi ci sono già dei sacrifici. Questa l'abbiamo già vista, la versione originale, in un video passato. Comunque è più donna per F3, perché Dimar era un po' più giocatore da caffè, non gli bastava uno, voleva 2 pedoni in meno, però vinceva. Finché una tattica funziona, perché cambiarla? Alfiere 3, è servito Bogoljubov, che è stato uno dei primi al mondo per sconfiggere Dimar con questo gambetto, ma Porz, che era un altro maestro, non era nell'elite mondiale dell'epoca, non è riuscito a batterlo. Rocco lungo, ecco, donna E5 non è granché, quindi a Rocco lungo, quindi anche il Porz non aveva a disposizione il nostro corso sui gambetti, quindi il nostro corso sui gambetti è revisionato con tutti i motori più moderni, così per proprio sconfiggere in apertura, non lasciare scampo a un bianco, un giocatore da caffè che ci vuole battere con dei trucchi. Noi non possiamo perdere come perdevano questi giocatori del 1800, quindi dobbiamo avere queste mosse, anche queste linee minori, tutte sotto controllo, perché sennò poi ce le giocano, sono scorrette, ma non le abbiamo analizzate e perdiamo. Donna E5, a Rocco lungo, C6 evitando cavallo B5, H3 evitando alfiere G4, non si sa mai, alfiere E6, alfiere D3, cavallo D7. Ora forse era meglio provare a giocare G6 per arroccare corto. Il nero prova a giocare a Rocco lungo, ma ohimè, alfiere F4. Ora forse la donna doveva andare in A5, anche se il bianco ha sempre un attacco bellissimo, e dopo donna H5 per proporre il cambio delle donne. Ecco, ora hai visto il matto di Baden prima, sai come arrivarci? Il bianco muove e vince, matto in 2, 2 punti esclamativi, non si cambiano le donne, ma si gioca donna per C6, su B per C6, alfiere A6. Che si può fare? Il nero è arroccato lungo, ancora è stato distrutto, un gambetto molto odioso, ma abbiamo visto odioso da affrontare, ma interessante. Si può provare soprattutto su internet da bianco, magari in torneo no, contro giocatori preparati, ma se lo provate su internet avrete moltissime vittorie. E da nero secondo me è assolutamente molto importante sapere come difendersi contro questo gambetto e contro altri gambetti, come non so, il gambetto Budapest, il gambetto Stafford,
Altri gambetti molto molto, anche il gambetto di re, no? È pericoloso. Però che il gambetto Black Mardiemer è inevitabile, perché per esempio il gambetto di re, cioè basta non giocare i 5, chi gioca la siciliana lo evita, chi gioca un'altra apertura, la carocalla francese, non esiste il gambetto di re, ma come si fa a evitare il gambetto contro D4, il gambetto cavallo F6, cavallo C3, bisogna giocare D5, si gioca E4, che se non giochiamo D5, se giochiamo C5 ci prendono spazio, il bianco sta meglio gratis, senza sacrificare nulla, se giochiamo G6 anche ci schiacciano, dobbiamo per forza fare D5, il gambetto è inevitabile. Va bene, vedremo presto altri video su altri gambetti, alla prossima!